La manovra è di 24,9 miliardi in 2 anni, 8 miliardi e mezzo per le regioni a statuto ordinario, 1 miliardo e mezzo per quelle a statuto speciale. Che parte tocca al Veneto? Il Veneto è una delle regioni più colpite, anche perché c'è una certa ingiustizia in questa manovra, colpisce sostanzialmente sia le regioni che sono state virtuose che quelle non virtuose. Il Veneto è una regione abbastanza virtuosa, ma è una delle prime, è una delle più colpite, 808 milioni in 2 anni, ai quali vanno aggiunti, non bisogna dimenticarlo, quella riduzione dell'addizionale regionale che è stata deliberata l'anno scorso e che comporta un incasso inferiore di 150 milioni circa all'anno, quindi 808 in 2 anni più 150 all'anno, a meno che non venga ripristinata. E dove va a impattare questa manovra? Beh, tolta la sanità e quelle spese non attribuibili dove dentro ci sono gli ammortamenti, gli oneri finanziari e l'IRAP, tolte queste due, si è usato questo criterio. Si è tenuto conto dell'impatto che ha ogni voce di spesa sul bilancio regionale e lo si è applicato agli 808 milioni di taglio. In pratica, se la spesa sociale impatta per il 20% sul bilancio della regione, si è fatto un taglio del 20% sugli 808 milioni. Fatto sta che seguendo questo criterio la regione potrà fare quello che vuole, magari non tagliare alcune voci e tagliarne delle altre, fatto sta che però l'impatto è consistente. Vediamo nel territorio 174 milioni di euro. Il territorio è molto importante, c'è tutta la spesa che riguarda la difesa del suolo, la gestione delle aree urbane, ma altrettanto importante è la spesa per assistenza sociale. Taglio sarebbe di 160 milioni, magari, ripeto, la regione può decidere di non tagliare qui, di tagliare da un'altra parte, però per capire l'ordine di grandezza 160 milioni, teniamo sempre conto che è stata tagliata anche l'addizionale regionale e sui trasporti 149 milioni, è un impatto non da poco, è un impatto anche qui sui trasporti. Il Veneto avrebbe bisogno di più risorse, non di meno risorse, proprio perché anche la metropolitana regionale è in ritardo, non stanno partendo i treni, non stanno partendo secondo il piano previsto, per cui questo taglio, questa finanziaria avrà un impatto molto duro sul Veneto.